Dopo Davide Licata, il 12enne di Favara morto durante una partita di basket, ieri durante una partita di calcetto, Vincenzo Re, 49 anni di Agrigento, si è accasciato per terra ed è morto. Il deputato agrigentino Calogero Pisano chiede una commissione parlamentare d'inchiesta per far luce sulla morte di David Rossi. Arriva il via libera all'unanimità dalla Camera. Il cartello sociale chiede un incontro al commissario dell'ASP di Agrigento, sindacati e diocesi contro la decisione del governo regionale di prelevare 120 milioni di euro per coprire un buco sui conti. Sia al ponte sullo Stretto, sia all'aeroporto, al servizio della Sicilia centro-meridionale, tutti dovrebbero battersi per il potenziamento delle infrastrutture al servizio del territorio agrigentino. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Nuova tragedia. Dopo Davide Licata, il 12enne di Favara, morto durante una partita di basket, ieri durante una partita di calcetto Vincenzo Re, 49 anni di Agrigento, si accascia per terra e muore. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella e di Giuseppe Moscato. Si sente male durante una partita di calcetto, si accascia a terra e muore. A perdere la vita è stato ieri sera il dottore Vincenzo Re, 49 anni di Agrigento. È accaduto nel campetto della borgata balneare di San Leone, dove gli amici e responsabili della struttura sportiva hanno chiamato il 118. L'ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti, ma non c'è stato nulla da fare perché la vittima, figlio e fratello di due noti avvocati agrigentini, è spirato prima di arrivare in ospedale. La vittima non soffriva di nessuna patologia in particolare. Ad Agrigento Vincenzo Re era una persona molto conosciuta, figlio e fratello di noti avvocati agrigentini, molto amante dello sport e del calcio amatoriale, e il ruolo in cui giocava era quello di portiere, e in sé era tifoso della squadra dell'Akragas, che seguiva puntualmente e settimanalmente presso la Curva Nord. Tante le testimonianze sui social di amici e di quanti lo conoscevano che esprimono il dolore alla famiglia per l'immatura perdita, dolore a cui noi di TVA ci associamo. Dolore, cordoglio, ma anche interrogativi su come e perché è morto Davide Licata, il 12enne di Favara deceduto mentre giocava a basket nella palestra della scuola. Chiarezza sulle cause dell'improvvisa morte del ragazzino potranno venire dall'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un'inchiesta e disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche proprio per far luce sulle possibili cause della morte del piccolo. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Favara e gettato nello sconforto la famiglia del piccolo Davide, papà e mamma, il fratello e la sorellina. Davide Licata, come tanti altri ragazzi, era appassionato di sport e di basket in particolare. Si era iscritto alla Libertas Favara, un'associazione sportiva che insegna ai bambini a giocare a pallacanestro. Svolgevano i loro allenamenti il martedì e il venerdì, dopo l'attività scolastica, nella palestra dell'Istituto Gaetano Guarino di Via Basile. I carabinieri della Tenenza di Favara, ai quali il magistrato ha affidato le indagini, stanno acquisendo i certificati medici necessari per la frequenza alle attività sportive ed ogni altro elemento utile che serva a dare una spiegazione alla tragedia. L'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, in una nota ha espresso il cordoglio alla famiglia e all'intera comunità scolastica di Favara. Siamo certi e fiduciosi, ha detto l'assessore, che la Procura di Agrigento farà luce sulle cause della morte del piccolo. È un giorno di dolore per la scuola e per tutti noi. Il giorno del funerale, come disposto dal sindaco di Favara Antonio Palumbo, sarà lutto cittadino. E anche 24 ore fa a Favara, nella palestra della scuola Guarino, era morto un bambino di 12 anni, Davide Licata. Il piccolo si era sentito male e ha perso i sensi mentre stava giocando a basket. E su entrambi i casi successi nel giro di un giorno abbiamo sentito il parere di un esperto, di un medico cardiologo, il dottor Francesco Magro. Durante l'attività fisica purtroppo il cuore si mette sempre un pochino a prova. E quindi è sempre un'attività che può causare questo tipo di incidente purtroppo così doloroso. L'attività fisica in sé per sé
favorisce un pochino il lavoro maggiore del cuore, e quindi se c'è qualcosa che non va, purtroppo può succedere anche l'irreparabile. Però l'Italia è stata una tra le prime nazioni a volere che tutte le attività sia agonistiche che non agonistiche sportive fossero preventivamente screenate da una attività medica. Quindi la certificazione sportiva agonistica e non agonistica è stato uno dei fiori all'occhiello dell'Italia, e questa certificazione, questa visita medica, anche se magari non iperspecialistica, ha consentito di abbassare drasticamente la mortalità improvvisa durante l'attività sportiva. Addirittura la mortalità durante l'attività sportiva è minore di quella che si registra nella popolazione di pari età che non fa sport. Quindi l'Italia è veramente una delle nazioni che ha preceduto tutte le altre su questo punto. Purtroppo sono eventi drammatici che non si possono escludere in maniera assoluta. Una piccola percentuale purtroppo avviene e avverrà sempre, perché per quanto si possano screenare le persone, la certezza assoluta che non ci sia un minimo di patologia cardiaca o cerebrale, insomma qualche anomalia delle arterie, purtroppo non si può escludere al 100%. In questi casi quale consiglio immediato uno può dare alle famiglie, ai ragazzi, insomma anche a chi è dovuto portare avanti dirigere un'attività come la scuola, come una struttura, diciamo, sportiva? Il consiglio è un invito forte a che tutti si sentano responsabili di questa azione. La catena del soccorso che si deve prestare a chi ha questi arresti cardiaci è assolutamente tempo dipendente, quindi bisogna che tutti siano preparati ad affrontare queste evenienze, e queste evenienze si risolvono con il massaggio cardiaco e poi con la defibrillazione precoce. Ormai i defibrillatori sono anche posti nei posti più affollati e si trovano facilmente, nelle scuole probabilmente ci dovrebbero essere anche più di uno. Il problema è che bisogna che le persone che assistono non siano inermi e dicano mamma mia che è successo e non facciano niente, ma agiscano, sappiano cosa fare e poi attivino subito la catena dei soccorsi, che è il primo punto importante. Ci vuole che il corso di primo soccorso, il BLS, venga fatto da più persone possibile, in maniera che più persone siano capaci di mantenere in vita quei 3, 4, 5 minuti, il tempo che arrivi una struttura attrezzata, un'ambulanza attrezzata per la defibrillazione. Questo è il vero impegno che uno dovrebbe assumere. Roberta Siragusa, uccisa con modalità atroci, si è accasciata a terra e si è finta morta per sfuggire all'assassino. Le motivazioni della sentenza per l'omicidio della 17enne di Caccamo, con cui è stato condannato Pietro Monreale, ricostruiscono minuto per minuto l'orrore di quella notte. C'è il servizio. Il 17 gennaio 2020, cioè un anno prima di essere brutalmente uccisa, Roberta Siragusa ipotizzava addirittura di uccidersi con delle pillole, poiché, scriveva, sono stanca di fare questa vita di merda. Ed era proprio Pietro Monreale, il suo fidanzato, ma è anche colui che è stato poi condannato all'ergastolo per averla uccisa, ad incoraggiarla. Non devi dire queste cose, voglio stare con te. Come ricostruisce la seconda sezione della Corte d'Assise nelle motivazioni della sentenza. Sono state pienamente provate la forte gelosia e possessività dell'imputato nei confronti di Roberta, e di frequente tali pulsioni si traducevano in aggressioni fisiche, come dalla stessa vittima descritte in più conversazioni ad un amico. Quell'omicidio, inoltre, Monreale lo avrebbe premeditato freddamente e l'avrebbe compiuto con crudeltà, optando per la modalità più atroce, provocando profonda angoscia ed intensissimo dolore nella vittima,
che si sono protratti. In una fase di agonia di circa 2-5 minuti, non solo, l'imputato ha assistito impassibile all'abbruciamento, con un'assoluta mancanza di qualsivoglia sentimento di umanità. È un film dell'orrore, quello ricostruito meticolosamente dalla corte presieduta da Vincenzo Terranova in relazione all'uccisione della 17enne di Caccamo nella notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2021, arrivando ad ipotizzare che ad un certo punto la giovane si sia finta morta o svenuta per sfuggire alla furia omicida. L'imputato ha sempre negato di aver ucciso la fidanzata, sostenendo che la stessa si fosse suicidata. La Corte, attraverso i messaggi ricavati dai cellulari, i movimenti registrati dai GPS e dalle telecamere di videosorveglianza, dalle testimonianze, dalle perizie e consulenze, è riuscita a ripercorrere minuto per minuto cosa accadde esattamente quella notte, ha definito uno schema preciso ma anche analitico, in relazione a uno dei video fondamentali nel processo, cioè quello ripreso al campo sportivo di Caccamo, dove la ragazza sarebbe stata uccisa. Per la Corte Monreale ha utilizzato una miccia composta da una traccia di benzina versata sulla stradella fino al corpo tramortito di Roberta, già cosparso di liquido infiammabile, che ha consentito all'imputato di tenersi a distanza di sicurezza dall'esplosione della sfera di fuoco. Devono escludersi le ipotesi di suicidio o accidente prospettate dalla difesa, scrive chiaramente la Corte, che fornisce l'esatta dinamica dei fatti per come emersi durante il dibattimento. Quella sera i due sarebbero stati a casa di lei, che non avrebbe avuto alcuna intenzione di uscire. Monreale, attraverso dei messaggi, l'avrebbe però sollecitata. Cosa devi fare tu? Vestirti e truccarti? Ho dimenticato e depilarti. E lei rispondeva: amò, non mi depilo, non voglio fare nulla. Ma l'imputato insisteva: depilati, finché la vittima scriveva alle 21:22: non voglio bombare, cioè avere rapporti sessuali. Monreale però non mollava, sempre illusioni: depilati al posto di parlare con altri. Dopo essere usciti ed andati a casa di un'amica, i due si erano allontanati e avevano raggiunto il campo sportivo. Proprio qui, al campo sportivo, scrivono i giudici, in seguito al rifiuto di avere un rapporto sessuale, rifiuto che già la ragazza aveva peraltro espresso mediante messaggio, e dopo che questi ha scoperto che durante la serata Roberta si era scambiata messaggi con l'amico, è altamente probabile che tra Roberta e Pietro sia scoppiato un litigio, sfociato poi nell'aggressione fisica, tanto che nell'auto sono state rinvenute tracce ematiche di Pietro Monreale e Roberta Siracusa, e che alcune delle ferite riportate sul volto di Roberta sono compatibili con una colluttazione avvenuta proprio nell'auto, ed è proprio dalle violente lesioni riportate dalla vittima, prosegue ancora la Corte, il cui volto è stato massacrato certamente in un momento in cui la ragazza era ancora viva, che si consuma poi l'azione omicidiaria dell'imputato. È possibile che Roberta, in preda al terrore per la violenza dei colpi subiti, abbia finto di essere morta o svenuta per sfuggire poi alla furia omicida dell'imputato, così rimanendo immobile, distesa sul suolo. I giudici spiegano poi che questa posizione della vittima immobile e distesa al suolo ha favorito l'azione di Monreale, che al fine di ucciderla ha potuto così versarle addosso la benzina senza che la ragazza avesse alcuna possibilità di fuggire, per poi creare la miccia, versando lungo la strada la restante benzina che gli ha consentito di restare a distanza di sicurezza dalle fiamme che avrebbero poi avvolto il corpo di Roberta. A quel punto la ragazza si è portata istintivamente le mani al volto e, sotto la spinta del dolore provocato dalle fiamme, è riuscita nell'arco di circa 2 secondi ad alzarsi, iniziando istintivamente a correre in preda ad una fortissima angoscia. Poi l'imputato, dopo che ormai le fiamme erano spente, secondo la Corte avrebbe nuovamente appiccato le fiamme al corpo nel tentativo di giustificare la versione che avrebbe fornito dei fatti, ovvero che la ragazza si sarebbe data fuoco da sola. È stato accertato durante il processo, inoltre, che proprio nei minuti in cui l'auto di Monreale era ferma davanti al campo sportivo, poco prima del rogo, lui avrebbe contattato un amico per poter andare a giocare con la PlayStation. Non solo, aveva mandato anche messaggi alla stessa Roberta chiedendole dove fosse, nel preciso intento di depistare le indagini.
Tagli alla sanità, il cartello sociale chiede un incontro al commissario dell'ASP di Agrigento, sindacati e diocesi contro la decisione del governo regionale di prelevare 120 milioni di euro per coprire un buco sui conti. I dettagli nel servizio. La stabilizzazione è connessa a un limite che per me è inderogabile da commissario, che è un tetto di spesa del personale che sarebbe superato nel caso in cui io prorogassi e poi stabilizzassi. Nonostante però il numero numericamente sia previsto all'interno della dotazione organica. È un'anomalia di questa azienda, ne stiamo parlando con l'assessorato, penso di essere addirittura d'arrivo, probabilmente riusciamo a correggere il tiro prima del 31. Troppi infermieri rispetto al fabbisogno o comunque serve anche intervenire immaginando una organizzazione diversa del lavoro? Allora, il numero di infermieri è notevolmente superiore a quello che era prima del Covid, quindi troppi infermieri forse sì, probabilmente però questi infermieri sono gestiti in maniera non ottimale. Avevamo avviato un tavolo tecnico, prima della parte dell'interruzione abbiamo avuto una disposizione del giudice e ci ha impedito di avere trattative sindacali, che riprenderemo subito settimana prossima con l'apporto di tutte le forze sindacali per stabilire quali sono i criteri di allocazione del personale. Se ci sono aree secche di inefficienza dove non è necessario un numero di infermieri come è stato distribuito finora, siamo pronti a farlo. Abbiamo risentito della fase del Covid perché questi infermieri sono serviti, OSS compresi, per gestire tutti i reparti Covid e questo ha generato che cosa? Una costante rimodulazione dei servizi con ordini di servizio che hanno allocato il personale differentemente, ma consideriamo che noi abbiamo gestito il Covid per tutta la provincia, abbiamo avuto periodi in cui abbiamo avuto oltre 120 posti letto dedicati al Covid e abbiamo spostato reparti da giorno in giorno per assortire la nostra offerta alle esigenze della provincia. Insomma, un dialogo che può ripartire. Il dialogo non si è mai interrotto, poi non è colloquiale come lo sto facendo ora con voi, ma anche con toni accesi, ma è giusto che sia così, il confronto sindacale, purché leale, questo è leale, deve sempre avvenire. La Regione è pronta a intervenire per consentire di aumentare il tetto di spesa del personale per il Policlinico di Messina. È il risultato registrato dal Narsind al termine dello sciopero che aveva visto circa 400 operatori sanitari aderire alla protesta. Chiuse tutte le sale operatorie, disagi nei laboratori e nei vari ambulatori, mentre 147 infermieri hanno garantito i servizi essenziali. Vediamo. Il cartello sociale della provincia di Agrigento interviene questa volta sui tagli alla sanità, all'esame del governo regionale, le cui dimensioni il sistema sanitario siciliano, di per sé precario, non è assolutamente in grado di poter assorbire. La sanità pubblica, si legge nella nota del cartello sociale, che ricordiamo è formato oltre dai sindacati all'unità pastorale, basta misurare il grado di delusione e disaffezione dei siciliani nei confronti della politica e negli ultimi mesi confermano che non è cambiato nulla rispetto alla precedente gestione, nonostante la presenza di una figura tecnica alla guida dell'assessorato. Purtroppo, continua la nota del cartello sociale, ci si continua a muovere a macchia di leopardo perché le mancate scelte strategiche lo permettono in questo quadro. Si collocano numerosi episodi di mala sanità che non servono certo a ricreare un clima di fiducia nell'opinione pubblica. Recarsi in ospedale, affermano i rappresentanti del cartello sociale, tra questi il rappresentante della Chiesa Don Mario Sorce, diventa un serio problema per il cittadino, specialmente se deve fare ricorso al pronto soccorso. Effettuare le visite specialistiche sono un miraggio per le lunghe liste di attesa e per motivi economici e di conseguenza la prevenzione così importante è stata di fatto abbandonata, in particolare da parte degli anziani. Davanti a tale emergenza la politica tutta appare estremamente distratta. Il presidente della regione, subito dopo la sua elezione, si legge nella nota, aveva annunciato di voler dedicare particolare attenzione alle aree di emergenza territoriali per evitare lunghe attese, a volte in situazioni logistiche che mortificano la dignità umana. Ma le prospettive non sono per niente rose, eppure molti interventi finanziati col PNRR avrebbero potuto garantire la creazione di nuovi reparti di emergenza, oltre all'assunzione di personale. I concorsi per assumere nuovi medici vanno deserti.
negli ospedali di periferia in particolare. Le cause di questo fenomeno sono molteplici, è urgente quindi porre rimedio al pauroso vuoto venutesi a creare in quelle figure sanitarie, numero chiuso nelle facoltà di medicina, pochi bandi per le specializzazioni, medici pagati in modo non sufficiente se paragonati al privato, pochi incentivi e tante responsabilità, a partire dai rischi legati allo sfogo di tanti cittadini esasperati per un servizio insufficiente contro il personale sanitario. Pur prendendo atto che il nuovo assessore si trova al lavoro da poco tempo, conclude la nota del cartello sociale, bisogna riconoscere che finora non si è avvertito nessun cambio di passo. Si apprende che l'assessorato si muove per operare un taglio di 120 milioni per coprire il buco che si è riscontrato nei conti della sanità siciliana. È una manovra inaccettabile, afferma il cartello sociale, che rischia di ripercuotersi sui servizi e assistenza al cittadino già insufficienti. Una manovra, insomma, che rischia di avere pesanti conseguenze in una realtà come quella agrigentina e che, in vista del negoziato che interverrà tra Regione, ASP e aziende ospedaliere, ci spinge a chiedere un immediato incontro al commissario dell'ASP per conoscere nel merito quali modifiche intenderà apportare dal punto di vista finanziario e organizzativo, e in particolare se si intende procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato. Il deputato agrigentino Calogero Pisano chiede una commissione parlamentare d'inchiesta per far luce sulla morte del capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi. Arriva il via libera all'unanimità dall'Aula della Camera alla proposta di legge. 10 anni dopo il ritrovamento del cadavere, 10 anni dopo l'inizio del caso, durante l'ultima puntata delle Iene, la moglie e la figlia di Rossi avevano lanciato un appello bipartisan al premier Giorgia Meloni e al segretario del Partito Democratico Elly Schlein. Vediamo. Sono tanti, troppi i misteri che avvolgono il caso della morte di David Rossi, filmati sottratti, testimonianze vaghe, ma soprattutto soccorsi che lo avrebbero potuto salvare se fossero arrivati in tempo. Questo quanto afferma l'onorevole Calogero Pisano di Noi Moderati nella sua dichiarazione di voto per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Ricordiamo che era l'ex capo area comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, precipitato la sera del 6 marzo 2013 dalla finestra del suo ufficio. Grazie Presidente, la proposta di istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi arriva in quest'Aula a 10 anni dalla sua morte. Una notizia in cui tutti siamo a conoscenza e che ha riempito le pagine di tutti i quotidiani in quel terribile 6 marzo 2013. Una vicenda dolorosa che non ha trovato ancora verità. Davide Rossi era un uomo delle indiscussioni capacità professionali, notevole esperienza, un uomo che ha rivestito un ruolo di fondamentale importanza e responsabilità all'interno del Monte Paschi di Siena. Tanti, troppi misteri avvolgono il suo caso. Filmati sottratti, testimonianze, ma soprattutto l'affermazione da parte degli esperti della Commissione della scorsa legislatura che dichiarava che i soccorsi fossero arrivati in tempo e sarebbe salvato. Questa commissione si pone l'obiettivo di portare avanti il lavoro incompiuto dalla stessa commissione istituita la scorsa legislatura, che purtroppo ha dovuto interrompere i lavori a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Nella scorsa legislatura la commissione è riuscita a far luce su alcuni aspetti meno chiari sul caso, iniziando a sbrogliare la matassa. La commissione purtroppo è stata costretta a fermarsi in uno dei momenti chiave dell'indagine, lasciando incompiute molte audizioni, accertamenti e dispositivi elettronici e numerosi test che sarebbero stati fatti sul campo e avrebbero potuto segnare una svolta importante per il caso. Per questo motivo non possiamo esimerci anche in questa legislatura l'istituzione di questa importante commissione d'inchiesta. Lo dobbiamo soprattutto alla famiglia di Davide Rossi, che qualche settimana fa dichiarava: cercate chi ha picchiato mio fratello, chi ha cancellato i filmati dopo 10 anni, mettiamo fine a questa dolorosa vicenda. Per questo motivo noi moderati voteremo a favore dell'istituzione della commissione d'inchiesta della morte di Davide Rossi. Sì al ponte sullo Stretto, sì all'aeroporto a servizio della Sicilia centro-meridionale. Tutte le professioni dell'area tecnica dovrebbero battersi per il potenziamento del sistema integrato delle infrastrutture a servizio del territorio agrigentino, lo dice il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola, che ribadisce: non facciamo però l'errore di auspicare il blocco del ponte in favore dell'aeroporto o viceversa. Arturo Cantella. Sul ponte dello Stretto interviene oggi il presidente Rino Lamendola dell'Ordine degli Architetti.
Ci risiamo, afferma L'Amendola, ogni qualvolta che viene rilanciato il progetto per costruire una delle infrastrutture più importanti, non solo per il Sud ma per l'intero Paese, immediatamente insorgono i benaltristi, categoria che unitamente a una politica prolissa di promesse elettorali mai rispettate continua a zavorrare lo sviluppo economico della nostra terra. Il presidente Rino L'Amendola continua dicendo che in mancanza di un collegamento veloce tra la Sicilia e il resto del paese la nostra terra non sarà mai dotata di quella linea ferrata ad alta velocità che consentirebbe al cittadino agrigentino di raggiungere in tempi ragionevoli le città del centro e del nord. Partendo comodamente dalla stazione ferroviaria di Agrigento, il collegamento veloce, continua L'Amendola, tra la Sicilia e il continente europeo produrrebbe peraltro una serie di effetti positivi per la nostra terra, richiamando nuove risorse e nuovi finanziamenti per il completamento dell'anello autostradale e il potenziamento dei porti della Sicilia centro-meridionale, oggi sistematicamente ignorati dalle navi di crociera e dalle grosse imbarcazioni mercantili che transitano nel Mediterraneo diretto ai paesi del nord Europa. I nostri porti, continua L'Amendola, non sono dimensionati per l'attracco delle grosse imbarcazioni e qualora lo fossero non sarebbero comunque competitivi, in quanto la merce scaricata non potrebbe raggiungere in tempi ragionevoli i paesi del nord Europa per la mancanza di collegamenti veloci che non potranno mai essere garantiti se non viene realizzato il ponte sullo stretto. Questo non significa, continua L'Amendola, abbandonare l'idea di un aeroporto a servizio della Sicilia centro-meridionale, un'infrastruttura di importanza prioritaria per il nostro territorio, nella consapevolezza che quello agrigentino è uno dei pochi contesti territoriali italiani per cui non è raggiungibile uno scalo portuale in meno di un'ora. Non facciamo però l'errore, ribadisce L'Amendola, di auspicare il blocco del ponte in favore dell'aeroporto o viceversa. Il nostro territorio ha bisogno di entrambe le infrastrutture, unitamente alla ferrovia veloce, alla chiusura dell'anello autostradale, al potenziamento del sistema portuale. Tornando al ponte sullo stretto, afferma L'Amendola, non possiamo ignorare anche la progettazione dell'infrastruttura. Dal 1981 a oggi sono state buttate al vento tante risorse per un importo complessivo di circa 1 miliardo di euro. Quindi auspichiamo che gli impegni assunti dal governo Meloni siano questa volta concreti e i benaltristi riflettano sulle posizioni assunte nella consapevolezza che ogni ulteriore blocco del progetto alimenterebbe l'ennesima delusione di cittadini che vivono in territori particolarmente gravati da un pesante gap infrastrutturale come il nostro. L'auspicio quindi che sia la volta buona per realizzare concretamente il ponte, per sancire un'inversione di tendenza delle politiche del governo centrale nei confronti della nostra terra, rilanciando quel piano di investimenti speciali invocato con forza non solo dagli architetti, conclude il presidente dell'ordine L'Amendola, ma anche da tutte le professionalità dell'area tecnica e delle rappresentanze provinciali della società civile per il potenziamento del sistema integrato delle infrastrutture a servizio del territorio agrigentino. Un fiume di droga dai mandamenti mafiosi di Brancaccio e Portanuova arriva alla cosca di Bagheria, dove veniva spacciata al dettaglio fra i pusher bagheresi anche un'intera famiglia, marito, moglie e 2 figli che utilizzavano la loro abitazione come mini centrale di smistamento dello stupefacente. I carabinieri hanno eseguito 21 ordinanze cautelari. Il blitz di stanotte è il secondo atto dell'operazione Persefone del settembre 2021. 2 anni di indagini hanno permesso di ricostruire il business della droga che fruttava centinaia di migliaia di euro all'organizzazione. Vediamo. Alle prime ore dell'alba i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale hanno dato esecuzione a 21 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della DDA. 9 persone sono finite in carcere, altre 8 agli arresti domiciliari. Per 4 invece è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. L'indagine, denominata Persefone 2, spiegano i carabinieri della compagnia di Palermo, è il risultato di un'articolata manovra investigativa condotta dal nucleo investigativo di Palermo che, partendo dal monitoraggio dalla compagine associativa bagherese, colpita nell'ambito di un primo step repressivo
eseguito in via d'urgenza il 13 e il 17 settembre dello scorso 2021, portava alla luce, esaltandone le condotte penalmente rilevanti, un articolato sodalizio criminale di ampio respiro finalizzato alla gestione della piazza di spaccio di Bagheria sotto l'egida mafiosa. L'indagine di oggi è stata avviata dai Carabinieri nel lontano 2019, coordinata dalla DDA di Palermo, ha consentito di acquisire un quadro indiziario grave che afferma la piena operatività dell'organizzazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, gestita da Cosa Nostra Bagherese e grazie al canale di approvvigionamento proveniente dai mandamenti palermitani di Brancaccio e Portanuova. Per gli investigatori ci sarebbe sempre un maggiore ricorso da parte della mafia ai traffici di stupefacenti, individuati quale valida opportunità per un adeguato sostentamento delle casse mafiose. Inoltre sarebbe operativa un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, operante sotto il rigido controllo della famiglia mafiosa di Bagheria, un asse di cooperazione principalmente ascrivibile alle forniture con il mandamento di Brancaccio, nonché quello di Portanuova. Infine è stata individuata una sviluppata forma piramidale con un vertice mafioso all'interno della piazza di spaccio della zona di Bagheria. Reddito di cittadinanza, scoperti e denunciati altri 87 furbetti nel catanese. Tra gli indagati anche un esponente mafioso arrestato nell'operazione Nebrodi. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. I carabinieri del Comando Provinciale di Catania, al termine di una complessa attività investigativa intrapresa insieme alla Direzione Provinciale dell'INPS, hanno denunciato alla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ben 267 indebiti percettori del reddito di cittadinanza distribuiti su tutta la provincia etnea, ritenuti responsabili di avere indebitamente percepito il reddito di cittadinanza nell'arco compreso tra il 2019 e il 2022. Le indagini partite da persone che non avevano dichiarato di essere già riscossori dell'indennità di disoccupazione agricola hanno poi accertato altre escamotage attraverso i furbetti avrebbero ingannato lo Stato al fine di ottenere il beneficio. Oltre infatti alle false attestazioni sulla composizione e i redditi dei nuclei familiari, i militari dell'ALM e personale dell'INPS hanno scovato anche 25 extracomunitari, brasiliani, guineani, marocchini, nigeriani, rumeni, tunisini e polacchi che incassavano il sussidio pur non residenti in Italia da almeno 10 anni, a cui si sono aggiunte altre 50 persone circa che avrebbero comunicato dati incongruenti su composizione o capacità reddituale dei rispettivi nuclei familiari, ricevendo il reddito di cittadinanza in misura maggiore rispetto a quello dovuto. Tra questi emblematico è stato il caso di una persona di 44 anni di Gravina di Catania che, pur vivendo con il padre in una casa popolare per la quale il genitore non versava il canone d'affitto da circa 30 anni, ha falsamente affermato di dover pagare 500 euro mensili d'affitto al fine di ottenere una quota maggioritaria del beneficio. Nei 267 denunciati figurano anche 40 soggetti gravati da pregiudizi per gravi reati come l'associazione a delinquere finalizzata al traffico della droga, all'immigrazione clandestina, estorsione, rapina, riciclaggio e maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il Comando Provinciale di Catania, oltre agli odierni indagati, sin dal 2021 ha già deferito circa 640 persone che godevano senza diritto del reddito di cittadinanza per un danno alle casse dello Stato nel triennio 2020-2022 di complessivi 5 milioni di euro circa. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Firmato il protocollo di legalità tra prefetti e ZES, è stato sottoscritto nel pomeriggio di ieri a Catania tra i prefetti di Catania, Enna, Messina, Siracusa e Ragusa e il commissario straordinario della ZES Sicilia Orientale. Obiettivo la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti nell'ambito della governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'intesa riguarda l'esecuzione delle opere che verranno realizzate nel territorio di competenza della zona economica speciale della Sicilia orientale, con particolare riguardo alle infrastrutture portuali. Vediamo. Un incontro proficuo perché è un protocollo di legalità molto importante in vista delle ZES.
Sì, ritengo e ringrazio sia il Ministero degli Interni che i 5 prefetti che oggi sono venuti per discutere di ZES e di protocollo di legalità all'interno delle ZES, sia per quanto riguarda gli appalti e quindi tutte le opere che stanno per partire, perché siamo già in fase di progettazione e qualcuna è in fase di pre-esecuzione, questione di mesi e comunque nei tempi del PNRR. Sono quindi necessarie le dovute attenzioni operative affinché queste risorse possano arrivare nel territorio non solo in termini di struttura ma anche di economia nel realizzare le strutture, ma nella maniera più legale possibile. Questo sarà possibile sicuramente anche grazie al contributo di questo protocollo che vede gli enti governativi saldamente coesi a verificare gli stati di avanzamento in legalità delle opere e anche tutti quelli che riguardano le sfumature connesse agli investimenti che in area ZES sono in questo momento parecchio attive e che quindi devono anche in quel caso vedere un monitoraggio dello Stato su cosa viene speso. Un'opportunità per la Sicilia anche per le aziende siciliane? È un'opportunità per la Sicilia, per le aziende siciliane, ma in generale per cercare di far portare in questo territorio sviluppo e opportunità che la ZES in tutto il mondo hanno e quindi è corretto nel momento in cui è stata istituita e ora è operativa cercare di portarle anche qui, col contributo oggi delle attività governative. L'altra volta ci siamo incontrati con i segretari generali dei sindacati, con le associazioni datoriali e tutto il sistema che deve fare squadra per non perdere un'opportunità che in maniera assolutamente pesante sto cercando di portare avanti. Eccellenza, le ZES rappresentano una grande opportunità per la Sicilia ma anche un rischio, un pericolo di infiltrazioni mafiose. Ecco il senso di questo incontro per questo protocollo di legalità. Sì, infatti questo protocollo che si inserisce nella serie di protocolli che vengono fatti per prevenire infiltrazioni della criminalità nelle grandi opere, questa volta è stato esteso a tutti i prefetti della Sicilia orientale perché le opere della ZES che non ha una qualificazione geografica ma economica si estendono evidentemente in questi territori. Quindi l'obiettivo è quello di controllare l'esecuzione delle opere, il flusso finanziario, i cantieri e soprattutto anche garantire poi la sicurezza nei luoghi di lavoro, che è un altro aspetto fondamentale. Tutto finalizzato chiaramente a far sì che non ci siano prevaricazione e infiltrazione della criminalità in queste opere. Le prefetture vigileranno? Certamente si vigilerà attraverso quelli che sono i gruppi interforze nostre, perché acquisiremo i dati che verranno riversati in un'apposita banca dati, quindi sapremo le aziende, quali sono le società che operano, i cantieri e quindi tramite questo le forze dell'ordine poi svolgeranno gli opportuni accertamenti. Ad Agrigento dal 24 marzo torna la rassegna jazz i venerdì nella valle. Vediamo. Ritornano a Villaura gli appuntamenti con i venerdì della valle promossi dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, che vedranno appunto 8 eventi musicali in programma da marzo a maggio. A comunicarlo è direttamente il direttore del parco Roberto Ciarratta. La stagione concertistica 2023, continua il direttore, prenderà avvio venerdì 24 marzo con il Mauro Carpi Trio. Saranno protagonisti Mauro Carpi al violino, Gabriele Lomonti alla chitarra, Fabio Crescenti al contrabbasso, Special Guest, Antonella Parnaso. Il 31 marzo spazio al Costanza Leggiani Jazz Encoder con la voce di Costanza Leggiani, Marco Grillo alla chitarra e Gabriele Bevilacqua al basso. Il Marche Prior Trio sarà a Villaura il 14 aprile con Marche Priore al piano, Benoit Quentin al contrabbasso e Manfredi Crocivera alla batteria. Il ciclo degli eventi proseguirà il 21 aprile con la Mimmo Cafiero Open Band, che vedrà esibirsi appunto Mimmo Cafiero alla batteria, Stefano Danna al sax tenore, Giuseppe Mirabella alla chitarra, Sam Mortellano al piano e Stefano Indi al basso. Il mese di aprile, il giorno 28, si definirà con Gianni Cavallaro Quintet, composto da Gianni Cavallaro alla batteria, Claudio Gianbruno al sax, Sergio Munafo alla chitarra, Giovanni Conto al pianoforte e Riccardo Lobue al contrabbasso, per continuare il 5 maggio con il concerto di Giacomo Tantillo Quintet Jazz for Fanny, con Giacomo Tantillo che si esibirà alla tromba. Quindi il 12 maggio toccherà a Valerio Rizzo Trio, con Valerio Rizzo al pianoforte e Gabriele Bevilacqua al contrabbasso.
Ultimo appuntamento è previsto per il 19 maggio con Salvatore Bonafede Play Girlsville, che vedrà l'esibizione di Salvatore Bonafede al pianoforte. L'inizio dei concerti è previsto alle 19:30 con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti. La rassegna musicale è sotto la direzione artistica del maestro Carmelo Salemi, promossa in collaborazione con l'associazione Musicania. Calcio promozione in lizza per il salto di categoria Folgore Camarat, che si affronteranno domenica prossima il servizio di Carmelo Lentini. Nel campionato di promozione Girone A restano da giocare appena 3 giornate e la lotta per il salto di categoria si fa sempre più frenetica. In corso la Folgore, che si trova in vetta alla graduatoria, inseguita a 3 punti dalla coppia Camarat-Fulgatore, mentre appena 2 punti sotto c'è l'Accademia Trapani. Un finale incandescente che propone proprio domenica prossima la partitissima Folgore Camarat, che vale appunto una stagione. La sfida in programma al Paolo Marino di Castelvetrano e i tifosi di Fede Camaretese sono in fermento per seguire numerosi la squadra del cuore, che potrebbe decidere il risultato che ne verrà fuori le sorti di un intero campionato. Lo scorso turno, invece, la Folgore è andata a vincere fuori casa a San Vito Lo Capo con il risultato di 0-3. Pronta la risposta del Camarat, che ha invece superato i cugini del Gemini nel derby infracittadino, si può dire, grazie ad una rete dello scatenato Marchica. E domenica match clou appunto Folgore Camarat, mentre il Fulgatore giocherà in casa con il Città di Carine. Riposa questo turno l'Accademia Trapani. Per quanto riguarda invece il Gemini e il Casteltermini si profila uno spareggio salvezza nei play-out. Non è stata una buona stagione per entrambi, tutto si deciderà in occasione di questa coda supplementare di stagione. La classifica attualmente vede la Folgore Castelvetrano con 46 punti, il Fulgatore Camarat 43, mentre l'Accademia Trapani ne ha di punti 41. Più sotto c'è il San Vito Lo Capo con 39, poi segue il Partinico Audace con 36, Alba Alcamo 31, Città di Carini 29 insieme alla Iccarese, e poi c'è la zona bassa della classifica che è imbelegata per i play-out, vale a dire il Gemini con 25 e il Casteltermini con 22. Il Petrosino Marsala invece è dentro i play-out con i 18 punti appena in classifica, mentre è retrocesso matematicamente il Marsala. Ma vediamo un po' di analizzare quale sarà il prossimo turno. Alba e Alcamo Petrosino Marsala, Folgore Castelvetrano Camarat, Marsala Casteltermini, Fulgatore Città di Carini, Gemini Partinico Audace, Iccarese Città di San Vito Lo Capo e riposa in questo turno l'Accademia Trapani. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.